Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui, in questo nuovo video che speravo tanto di fare, speravo veramente tanto perché io lo amo, da quando l'ho visto a Cagliari me ne sono innamorato. Sto ovviamente parlando di Luca Pellegrini e del suo ritorno a Cagliari, ritorno che presumibilmente arriverà in prestito secco, ma è anche giusto così perché ormai è un giocatore della Juventus e quindi portare via un giovane alla Juventus non è sempre cosa facile. Ci siamo riusciti con Romagna, ancora mi sto a chiedere come cazzo ci siamo riusciti, però vabbè. Pellegrini comunque è difficile perché comunque negli ultimi 6 mesi a Cagliari ha dimostrato di valere qualcosa, la Juventus se n'è accorta e l'avrà sicuramente blindato. Comunque arriva in prestito secco, che è meglio di un calcio sulle palle, ed è un giocatore che può fare veramente al caso di Maran, secondo me, perché comunque gli è stato molto utile per quei 6 mesi e figuriamoci quanto potrebbe essere utile nell'arco di una stagione intera. Mi dispiace solo che a rimetterci per quanto concerne questo ruolo sia sempre Pajak, mi dispiace per quello, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, vedere una coppia di terzini sinistri come Pellegrini e Pajak. Ligo Giannis a fatica riesco a considerarlo un giocatore, però noi ovviamente ce lo dobbiamo tenere, per forza. Vabbè. Mi dispiace che sia sempre Pajak a rimetterci, perché comunque, regà, penso che una coppia dei terzini sinistri come Pajak e Pellegrini è una coppia di veramente tutto rispetto. Tra l'altro Pajak più si fa il culo e più fa vedere che gioca bene nelle amichevoli o nelle partite, e più Maran praticamente gli sta sul cazzo, non si sa che cazzo c'ha contro Pajak. La scorsa stagione per non si sa quante partite ha fatto finta che non c'era praticamente, e ha messo giocatori a cazzo a sinistra, così pur di non mettere lui. Ricordo che è riuscito a mettere Faragò adattato a terzino sinistro contro l'Inter, che già Faragò è adattato a terzino destro, perché è una mezzala. Figuratevi come terzino sinistro, vabbè. Vecchi strascichi che non cancellerò mai dalla mia mente, e può fare bene, comunque, Pellegrini può fare molto molto bene. E sono contento di questo acquisto, se così possiamo definirlo. Potrà essere molto utile alla causa Cagliari, però se noi dovessimo raggiungere l'obiettivo che ho in mente non possiamo andare avanti con Ligo Giannis, la cosa è ovvia, perché anche comunque andando a buttare un occhio su quella che sarà la formula con cui verrà eventualmente prestato o ceduto Pajak, abbiamo bisogno di migliorare quella fascia sinistra. Eventualmente, credo eventualmente perché non ho letto niente a riguardo, per la fine della stagione e per l'inizio della prossima potrebbe ritornare Mianghè, ricordiamocelo, perché era con un prestito biennale allo Standard Liegi. C'è una cifra per il riscatto, mi pare, però tocca vedere se effettivamente la pagherà lo Standard Liegi. Qualora non la pagasse, c'è l'eventuale ritorno di Mianghè. Secondo me Mianghè rispetto a Ligo Giannis è Roberto Carlos, parliamoci chiaro, però comunque non stiamo parlando di un terzino sinistro proprio eccellente, quindi bisognerebbe migliorare quella fascia, bisognerebbe assolutamente, perché andremmo a tenerci pedine che non valgono un cazzo come Ligo Giannis e a perdere giocatori che avrebbero potuto far bene come Pajak e Pellegrini, però Pellegrini è in prestito secco e Pajak bisognerà sempre vedere, ripeto, la formula con cui verrà prestato e o eventualmente ceduto al Genoa. Quindi ci sono dei vari ragionamenti da fare. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!